Allora, buongiorno a tutti ragazzi, che belle zucchine. Oggi piatto eccezionale, faremo un bellissimo piatto di tagliatelle o fettuccine, però io comunque consiglierei le trofi, che le trofie, non so come ti dici, comunque vi consiglierei queste qua perché sono proprio azzeccate, però a Elio non piacciono, quindi facciamo tagliatelle o fettuccine, ancora devo decidere. Allora, gli ingredienti sono due zucchine, dell'aglio che andranno a incominciare a soffriggere. Poi per quanto riguarda le spezie, ci vuole la menta, prezzemolo fresco, del timo limonato, se non ce l'avete non c'è problema, e del basilico. Per quanto riguarda il sapore, un prosciutto, potete prendere del tagliato logicamente a pezzettino, potete prendere questo che è fumé, quindi è ancora più gustoso, però io comunque consiglierei qualcosa di molto gustoso, tipo lo speck, non so, qualche altro magari salume che conoscete voi, la mortadella, qualcosa che sia molto gustoso, che dà molto gusto. Il prosciutto cotto pure lo dà, però comunque questi qua, fumé, qualcosa di più particolare è sempre meglio. E poi la creme fraiche. Il piatto non è assolutamente lungo da preparare. Allora, la prima cosa dobbiamo tagliare a dadini o a mezzalune le nostre zucchine che andiamo a soffriggere con l'aglio. Allora, ragazzi, olio quanto basta. Quindi aglio, facciamo fare praticamente il suo lavoro. Un attimo solo. Allora ragazzi, una volta che l'aglio ha praticamente fatto uscire il suo odore senza farlo bruciare ovviamente, incominciate a mettere tutte le zucchine. Le zucchine si devono friggere, quindi nello stesso tempo, ci vorrà logicamente una decina di minuti, quindi fatele rotolare per bene, sempre con l'aglio, dopodiché l'aglio lo potete togliere. Una volta che le zucchine sono ben rotolate, che diventano fritte praticamente, allora è arrivato il momento di aggiungere il prosciutto. A metà delle cottura delle zucchine andremo poi ad aggiungere anche i champignon. L'aglio possiamo anche adesso toglierlo perché altrimenti si diventa troppo scuro, si brucia. Adesso andiamo alla ricetta dell'altro, sempre deve uscire fuori, non so dove tu sia. Non lo trovo ragazzi, alla ricetta dell'aglio perduto. Eccolo qua, eccola qua. Casa dove vai? Logicamente cercate di friggere a fiamma abbastanza alta in modo che la frittura viene un po' prima, quindi logicamente poi girate in modo che appunto già si friggono, tagliatele con uno spessore molto fino perché altrimenti tendono solo a bruciarsi, non a cuocersi. Nel frattempo abbiamo messo anche l'acqua a bollire, giusto perché ripeto è un piatto che si fa con una certa rapidità. Adesso potremmo anche aggiungere a questo punto i funghi champignon. Potremmo logicamente aggiungere anche del sale per incominciare anche a salarle, quindi possiamo aggiungere un po' di sale. Attenzione però con il sale perché avete il prosciutto, quindi attenzione con il sale. Andiamo in.
possiamo aggiungere anche del pepe che andremo ad aggiungere proprio adesso. Allora ragazzi, quello che io consiglio è le spezie non dovete mai tagliarle con il coltello, non si tagliano con il coltello le spezie perché si ossidano, dovete sempre tagliarle a mano. Per quanto riguarda questo tipo di procedimento, voi se non avete tempo potete anche preparare le zucchine prima, quindi potete friggerle come fate regolarmente. L'importante è che la zucchina deve essere fritta, non bollita, perché se qui in questo momento voi aggiungete praticamente l'acqua e non la fate bruciare, dopo tutto il sughetto non sa proprio assolutamente di niente. Allora tra un po', quando vedremo che sono un po' bruciacchiate, andremo ad aggiungere il nostro prosciutto, perché io voglio che il prosciutto si senta e che emana praticamente l'odore, però che non si bruci. E dopo il prosciutto, subito dopo il prosciutto, andremo a inserire le nostre spezie che andremo adesso a tagliare e mettere in un piatto sminuzzate a mano. Voilà, ovviamente la cottura sta andando avanti. Quando sentite lo sfrigolio, allora diciamo che sono mezze cotte, alcune si cuociono di più ovviamente e altre con un tempo minore, perché alcune stanno più sul fondo e altre invece no, però comunque si cuociono tutte ugualmente. Ora, arrivato quando sentite questo sfrigolio, prendete e aggiungete una bella quantità di prosciutto, bella quantità. Il prosciutto però, come ho detto prima, qualsiasi cosa che voi praticamente desiderate, e continuate la cottura per altri 3-4 minuti. Facciamo insaporire con il prosciutto, facciamo diventare scuro il prosciutto, perché tenderà logicamente a cuocersi, considerato che non c'è acqua, c'è solo quella pochissima acqua che è stata cacciata dalle verdure. Voilà. Quindi arrivato a questo punto, quando vediamo che il prosciutto incomincia a cambiare di colore, possiamo aggiungere le spezie in modo che gli diamo il tempo di insaporire tutto. Per quanto riguarda la panna, non va mai cotta, bisogna mettere la panna alla fine della cottura di tutte le cose che voi avete messo. Quindi alla fine di queste cotture noi andremo ad aggiungere la panna nella pentola calda. Poi dopo andremo a fare la cottura delle tagliatelle l'ultimo minuto, quindi accendiamo sul fuoco, portiamo in ebollizione la nostra panna, voilà. E quindi poi facciamo cuocere per 2 minuti la pasta dentro, in modo che si insaporisce per bene. Vedete, il prosciutto già ha cambiato colore. Arrivato a questo punto diamo il tempo per insaporire aggiungendo le nostre spezie, in modo che le spezie praticamente non si bruciano ma danno solo il loro profumo. E si sente un odorino. Allora, per quanto riguarda il formaggio quello che si aggrega molto alle zucchine, che è fenomenale, è il pecorino romano. Io vi consiglierei il pecorino romano, però per chi ama può utilizzare pure il parmigiano reggiano, però il pecorino romano DOC è veramente buono. Alla fine aggiungeremo la nostra crème fraiche, adesso do un attimo una pulitina. Allora, nel frattempo noi abbiamo messo praticamente la pasta, abbassiamo totalmente il fuoco, quindi facciamo fare questi 4 minuti di cottura alla pasta, perché queste sono delle tagliatelle Barilla che impiegano 6 minuti di cottura. Scusatemi. Quindi 6 minuti, quindi facciamo 4 minuti qui in acqua calda e 2 minuti
Adesso però andremo ad aggiungere la crème fraîche, quindi la panna. Dito la nostra panna, che adesso facciamo ben amalgamare con tutto il composto. Sembra proprio vomito di una capra. Tagliatelle a vomito di capra. Quindi nel frattempo che praticamente arrivi all'ebollizione, perché abbiamo abbassato tutto il fuoco, quindi date un colpo di assaggio ed è salata perfettamente. Quindi quasi 4 minuti sono passati, nel frattempo rimane ancora un minuto, quindi possiamo alzare un poco la nostra fiamma con la pasta già praticamente pronto. Non aggiungete acqua perché altrimenti non rimane più panna ma diviene molto ma molto liquido, quindi vi consiglierei di non aggiungere acque. Voilà, nel frattempo che è andata quindi in ebollizione, per evitare che la panna diventi veramente troppo liquida, allora vi consiglio di, quando arriva l'ebollizione, di prendere la vostra pasta, andare a mettere dentro. Io consiglierei sempre i troppi, però comunque erano molto meglio, però questo non è che sono male. Quindi continuate a fare 2 minuti di cottura, girate una sola volta per fare in modo che tutta la crème fraîche, quindi tutta la panna, prende bene tutte le tagliatelle, però poi dopo non girate più perché altrimenti tarda il tempo di cottura della pasta. Voilà, quindi adesso rimanete così 2 minuti abbassando la fiamma ed alla fine aggiungete basilico e parmigiano reggiano ed il piatto è parmigiano reggiano oppure romano ed il piatto è pronto. Voilà, ragazzi, piatto da mangiare o caldo o anche tiepido, però comunque se lo conservate per la sera comunque bisogna riscaldarlo perché poi non è tanto buono con la panna fredda. Ok, ciao ciao a tutti, spero che questa ricetta vi sia stata utile per creare qualche altro vostro nuovo piatto. Ciao ciao!